Sarà deciso nel turno di ballottaggio chi sarà il sindaco del comune di Favara. Infatti, nessuno dei tre candidati è riuscito a superare la soglia del 40% più uno dei voti validi necessaria per diventare sindaco al primo turno. Al ballottaggio vanno Antonio Palumbo con 7.541 voti, pari al 37,34%, e Salvatore Montaperto, 6.970 voti, pari al 34,51%. Al terzo posto Giuseppe Infurna con 5.684 voti, pari al 28,15%. Sono stati 20.585 i cittadini di Favara ad andare a votare, con il 57% di affluenza. La tornata elettorale è stata caratterizzata dal cosiddetto voto disgiunto. Infatti, il candidato sindaco Antonio Palumbo ha superato di ben 4.466 voti quello delle sue liste, che si erano fermate a 3.075. Di contro, il candidato sindaco Salvatore Montaperto, rispetto alle sue liste, ha perso 3.000 voti. Infatti, la coalizione formata da 7 liste è balzata a 9.972. Sono 3 le liste che non concorreranno all'assegnazione dei voti, in quanto non hanno raggiunto il 5% dei voti validi, fissato a 992 voti. La lista Lega dello schieramento di Infurna con 820, la lista Fabaria Nuova dello schieramento di Montaperto con 778, la lista L'Altra Favara, ovvero il Movimento 5 Stelle che non aveva presentato il simbolo, per la coalizione di Palumbo con 601 voti. Per quanto riguarda le affermazioni, invece, al primo posto il partito di Musumeci diventerà bellissima, 2.069 voti, seguito dalla Democrazia Cristiana di Totò Cuffaro con 2.035 e da Fratelli d'Italia di Meloni con 1.713. Tra le affermazioni personali spicca quella del consigliere comunale uscente Salvatore Fanara, candidato per l'acquasione in Diventerà Bellissima, che ha realizzato 1.163 preferenze. Ottime affermazioni anche per Rino Castronovo nella Democrazia Cristiana con 784 voti, Giuseppe Lendini in Onda Cambiare Passo con 758, che naturalmente sono praticamente consiglieri comunali, ma la nomina ufficiale sarà fatta nel turno di ballottaggio dopo l'elezione del sindaco. Potrebbero cambiare le cose con eventuali schieramenti nuovi e quindi con apparentamento, o tutto potrebbe rimanere così. Il verdetto a fra 15 giorni. Abbiamo realizzato a caldo delle interviste con i 2 candidati che andranno al ballottaggio, un commento proprio a caldo appena saputo degli esiti del voto, che naturalmente è provvisorio perché tutto è rimandato alla commissione centrale dell'ufficio elettorale, dove riesaminerà tutto quello che è successo nelle sezioni. Ma sentiamo Antonio Palumbo e Salvatore Montaperto. No, non ci è sorpreso, perché noi eravamo sicuri del lavoro che avevamo fatto, della stima che i nostri concittadini ci riconoscevano, ce l'aspettavamo. Sapevamo benissimo che i nostri concittadini erano pronti a votare in modo consapevole, lo si sentiva nei giorni, nelle settimane che sono passate, quando siamo stati in mezzo alla gente l'avevamo capito che c'era l'affetto e che le persone capivano l'importanza del nostro progetto. Siamo soddisfatti. Adesso abbiamo questo ballottaggio davanti e siamo sicuri di riuscire a vincere. Abbiamo solo rinviato di 15 giorni la vittoria. È un risultato accettabile, chiaramente si poteva fare di più, c'erano tutte le condizioni per fare meglio. Faremo una attenta riflessione nel momento in cui avremo tutti i dati, anche quello delle liste, e poi stabiliremo la strategia per il ballottaggio. In ogni caso siamo abbastanza fiduciosi per un esito positivo.